Come here, ass fuck! Nelle puntate precedenti, Mario e Melanie scoprono che a filmare il rapimento di Paolo Bonanima è stato l'insospettabile Pinocchio. Per riuscire a estorcergli delle informazioni, la figlia di Micidial interroga lo stagista con la falsa promessa di far valere i suoi diritti di lavoratore. Lei non può rimanere uno stagista. Pinocchio rivela quindi il luogo dove è nascosto Bonanima. Nel magazzino segreto di Ippolito Germer, che si trova al piano meno 77 del Micidial Building. Ma una volta giunti sul posto, Mario e la sorella trovano in realtà Giorgio Poveracci, il malato generico perennemente sequestrato da Ippolito Germer. Allora Pinocchio ci ha detto una cazzata, ci ha mentito. Nel frattempo, Lord Micidial realizza che per vincere le elezioni politiche in Italia serve l'appoggio della Santa Chiesa e per questo decide di incontrare un potente amico del Vaticano. Andiamo da Gio Carlone! E ora guardiamo una nuova puntata di Mario con i salutisti fratelli Peluria. Non lo vuole capire, che non mi piace il fast food, non mi piace. Non ti piace quello? No! E non te lo mangiare, no? Non te lo mangiare. Come patatine, ti piace? Patatine? No, non mi piace, manco le patatine. E non te le mangiare, non te le mangiare, non ti lamentare però. La bevanda, ti piace? La bevanda? Sì, la bevanda sì. Ah, e mangiati la bevanda allora, e state zitte! No, io mangio quello. Questo ti piace? Ancora, non E non te lo mangiare! E ma che cazzo mi mangi? Che cazzo? Ma mangio la bevanda pure io, fanculo, va. Mettici col pane, facci col pane. Questo è buono, questo è buono. Ma prendi il cucchiaio. Mastica la bevanda, mastica la bevanda. Scusa, ma chi è quello? È Gio Carlone, ha fatto i soldi con gli spaghetti. Oddio, Gio Carlone. Il magnate degli spaghetti! Prego, signor Carlone, da questa parte. Ma con che cosa ha fatto i soldi quello? Con gli spaghetti. Avanzi! Lord Micidial, è arrivato Gio Carlone. Fallo entrare. Buongiorno, signor Carlone, si accomodi. Grazie. Si ricordi che questo ha fatto i soldi con gli spaghetti? Grazie, puoi andare. Sono contento che lei abbia accettato il mio invito. Come le accennavo ieri sera a cena, vorrei farle una proposta molto seria, lontano da orecchie indiscrete. Conosco le sue aziende, signor Micidial. Sono come una bella donna. Bella fuori, ma dentro hanno il veleno, c'è il veleno. Ma sono sicuro che la mia proposta le farà cambiare idea. E sentiamo questa proposta, sentiamolo. Come lei sa, tra 15 giorni ci saranno le elezioni politiche e mio figlio Ginetto è uno dei candidati favoriti per la vittoria. Non vincerà mai, non ha l'appoggio della Chiesa. E infatti, è proprio quello che voglio da lei. Ah, e io che ci guadagno? Questo. Lo spaghetto dotto sullo stretto di Messina. Capa da cazzo! Questo sì che è un affare, hai voglia! Se lei mi farà avere l'appoggio della Chiesa, una volta eletto, le permetterò di realizzarlo. Ma per far avere l'appoggio della Chiesa bisogna essere parenti, capito? Facciamo di sposare. Chi? Sua figlia Pochette con mio figlio Ginetto. Capa da cazzo!
Voilà va. Questo programma è offerto da... Bravi, che colpi! Che lanci! E che sassate micidiali! Ah, questa è senz'altro la miglior lapidazione alla quale abbia mai assistito! Sa cosa le dico? Dica! Che un plauso va fatto soprattutto al primo lanciatore, che non mi pento di definire senza peccato. Ben detto! Ma, colonnello, cosa fa? Legge? Purtroppo a casa non ho mai il tempo di farlo. E come mai? Perché sono continuamente distratto dalle forme sinuose della mia serva schiava. Oh, colonnello, ma faccia come me, io uso cultura! Vorresti acculturarti, ma sei un maniaco sessuale? Dalle sorgenti sculettanti arriva Cultura, i più grandi classici della letteratura in formato culaceo. Questa storia è una palla! Ma questa storia è bellissima! Cultura. Ragazzi, oggi leggiamo Guerra e Pace. Sì, che culo. Così diceva nel luglio del 1805 la ben nota Anna Pavlova Serer. Cultura. Da oggi anche con il pratico segnachiappe. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Cordiale buongiorno dal Meci del TG. Cominciamo subito questa edizione parlando del rapporto tra gli italiani e il sesso. Oh, sesso! Scusatemi. Dicevo, parlando del rapporto tra gli italiani e il sesso con la rubrica di Gio Cagnaccia. Troppo piccante. Secondo un recente studio, il 60% degli italiani subisce un calo del desiderio dopo il matrimonio. Ma è proprio così? Lo chiediamo ai coniugi Boccarana che quest'oggi aprono le porte a Troppo Piccante! Buongiorno, signor Boccarana. Da quanti anni è sposato con sua moglie e come l'ha conosciuta? Noi siamo sposati da 21 anni e ci siamo conosciuti a Belluno perché io ero lì che facevo il militare e la sera cantavo, mi dilettavo diciamo così, cantare nel piano bar e lei veniva a sentirmi e così niente è scattato quella scintilla lì e ci siamo conosciuti. Signora Margherita, dovrebbe essere felice che suo marito è ancora così innamorato. Guardi, non mi posso lamentare, è un buon padre di famiglia, non ci ha mai fatto mancare niente. Come sapete, a noi di Troppo Piccante piace indagare con garbo e delicatezza su quello che succede in camera da letto. Voi siete ancora così uniti anche nella vostra intimità? Sì, però sono cose che veramente non vorremmo dire in televisione, davvero, perché no, poi ci sono anche i bambini, insomma, preferirei non parlare di questo argomento qui. Su, signor Boccarana, non faccia il timido. No, non è questione di timidezza, è che magari, insomma, io sono anche nella mia posizione, sono impiegato di banca e, insomma, a lei poi è una santa donna, è un angelo, insomma, non succede niente nel letto, insomma. Poi ci sono i bambini, ripeto, meglio di no. Magari potremmo tappare le orecchie ai bambini. Tappa le orecchie. Giacomo, David, tappa le orecchie, tappa. E niente, io ogni sera la frusto mentre fa con una morta, mentre... lei pure, e c'ha le favoloso. Ecco qua, è tutto qua. Niente di che. Eccole, e loro sono le due, mia madre e mia suocera, che ci spiano in quella situazione lì. È partita la vena. Mi sono eccitato. Mamma mia. Senta, sono Pochette Carlone. Si può chiamare mio padre? Sono 12 minuti che lo sto aspettando. Guardi, signorina, mi dispiace, ma qua non si può chiamare. Non è per lei, capito? Che se io faccio chiamare a lei, qua mi diventa un call center. La faccio licenziare? E non si può neanche licenziare, perché se licenziano a me, qua diventa una cassa integrazione. Vabbè, ho capito. Me lo vado a cercare da sola. Canal numero 5, vieni, dai, andiamo. Va, Canel, va. Ma cosa fai, sfigato?
Sto cercando una pizza che ho fatto l'anno scorso. La faccio io, si chiama 4 stagioni, la tengo sotto al divano un anno. Eccola qua! No, porca troia! Fregato la pizza. Canel? No! Assassino, cosa hai fatto? Assassino! Cosa hai fatto? Un anno di cottura sprecato! Sei l'ultimo uomo che sposerei al mondo! D'accordo allora? Poi, Chin, non rimane altro che farli maritare. Ma sarà un gioco da ragazzi, dai. Assassino! Mostro! Comicida! Quel cane era come una bella donna. Adorava il caviale, ma non digeriva la pizza. Guarda. Aia! E prosegue il nostro viaggio nei meandri della cattiva salute con Ippolito Germer. La salute è curabile? Le botte fanno male? Risponderemo a queste domande? No, perché oggi parleremo di una patologia molto comune che colpisce 100 italiani su 100, la morte. E lo faremo col dottor Beccamorti, primario di morte, e con Franco Stecchito, noto morto. Buongiorno. Buongiorno. Il paziente non risponde, molto maleducato, mi sembra. No, purtroppo uno degli effetti più comuni della morte è questa mancanza di educazione. Cioè? In pratica è una generale tendenza a non curarsi degli altri, proprio come se non esistessero. E come si riconosce un paziente affetto da morte? Il sintomo più evidente è senz'altro l'immobilità. Cioè il paziente sembra non curarsi più della vita, tende a restare fermo nella posizione in cui è morto. E alcuni sono così estraniati, pensi, che non mangiano, non bevono, non reagiscono a alcuno stimolo esterno. E ci sono dei rimedi per curare la morte? No, purtroppo la scienza non ha ancora trovato una cura per questa malattia. Si è registrato un unico caso di guarigione, ma risale pressappoco 2000 anni fa. Ed è stato sinceramente un mezzo miracolo. Cristo. Ah, Cristo. Senta, quindi non si può fare proprio nulla per curare? No. Sono delle pomate? No, assolutamente. Una pomata molto potente? Ma no, figuriamoci. Come al solito vale la regola della prevenzione. Si spieghi meglio. Bisogna stare attenti a non morire, evitando le cause principali, come la vecchiaia, la cattiva alimentazione, il malocchio, gli incidenti, soprattutto quelli mortali. Quindi prevenire è meglio che morire? Senz'altro. Bene, allora ringraziamo il dottor Beccamorti e il suo maleducato paziente. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buona morte a tutti. E ora ci colleghiamo con il nostro inviato a Marino Mallo per alcune notizie dall'estero. Marino! Sì, ciao Mario, come potete vedere mi trovo in Gallia. Marino, a me sembra che tu sia in un pollaio e che il tuo sia solo un simpatico gioco di parole. Sì, è proprio così Mario, un gioco di parole simpatico, una cosa per ridere. Va bene, allora grazie. A voi. Cioè c'è una bella risata, dicevo. E proprio continuiamo. E questa mattina una delegazione di kamikaze si è riunita di fronte a Montecitorio. Il culo! Scusa. Dicevo, questa mattina una delegazione di kamikaze si è riunita di fronte a Montecitorio per protestare contro le continue morti sul lavoro. Vediamo il servizio di Gionnetto Marcanauna. Mario, guarda che hai i secondi contati. Ricky, Pinocchio, è arrivato? Sì, Mario, è arrivato poco fa, ma poi è andato in direzione e mi ha lasciato qua, con le mani in Mario.
Allora vado in direzione. E occhio però Mario, 20 secondi in onda, eh. Cristo, cosa devo fare? Cosa devo fare? Sono 3 mesi che vengo sfruttato senza uno straccio di paga. Conosco i miei diritti e i miei diritti. Maremma, voglio un contratto serio. Hai ragione, Pinocchio, sono d'accordo. E per cominciare ti voglio premiare con un bel periodo di ferie. Pagate? Pagate a caro prezzo. E dove le trascorrerò queste ferie? In galera. Presto, arrestatelo. Ha preteso di avere dei diritti. Sì, padrone. Maremma. Maledetti bersaglieri! Non è stata colpa mia. Oh, micidiale, dove vai? Mi mantengo in forma! Guarda che il can di mia figlia non è morta, è in coma! Porta sua figlia al canezzale! Non capisci un cazzo quello che... Ed ora un tuffo nel passato con l'intramontabile rubrica di Nevio Nipoti Come non eravamo. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Parola, frazione di cartello. Da qui riprende il nostro viaggio in questa Italietta che sbircia al futuro. Ci troviamo sulle sponde del torrente Fiumetto, dove l'infaticabile Attilio Speranzoso, contadino locale nonché visionario inventore, starà di certo architettando qualcuna delle sue geniali diavolerie. Signor Speranzoso, quale geniale diavoleria sta architettando quest'oggi? Sto versando la candeggina nel torrente. Candeggina nel torrente? Che storia è mai questa? Perché ultimamente ho notato che il torrente era troppo torbido e allora ho pensato a un modo per poterla ripulire e ho pensato alla candeggina. Che mirabile stratagemma! In vero l'acqua è vieppiù cristallina. Ma mi domando, cosa ne dicono i pesci? E i pesci, loro sono più puliti. Guarda, ne ho pescato uno adesso. Guarda com'è pulito. Santi numi! Ma questo pesce è pulitissimo, già pronto per la tavola. Complimenti, signor Attilio. Grazie, Nevio. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Ti prego, Cannella, non morire. Se ti svegli, ti compro il guinzaglio di Prada. Veterinario, come sta? Mi dica che ce la farà, veterinario. Solo un miracolo potrebbe salvarlo. Ma come solo un miracolo? Ma non è possibile, veterinario. Vedi, Ginetto, le donne sono come una bella donna. Bisogna saperle trattare per far brescia nel loro cuore. E il cuore di una donna è come una bella donna. Non è facile da penetrare, capito? E quindi? E quindi, se vorrei sposare Poscetto, dovrei salvare quel cane là. Solo un miracolo. Ma io non mi voglio sposare. Ma se non ti sposo, non posso farti avere l'appoggio alla Chiesa. E se non vinci le elezioni, io non posso costruire lo spaghetto d'otto, porca puttana. E dai, non ti dispiacere, adesso lo salvi il cane. Solo come faccio? Hai sentito il dottore? Ci vuole, non so, un miracolo, una magia. La magia? Sì che ci vuole la magia. E io c'ho un amico che ci può aiutare allora. E chi è sto amico? Chi è? Aspetta. Questo qua. Ah, buono.